I fedelissimi circa 7.000 secondo la questura, 50.000 secondo il partito del Carroccio, e si è tornati a parlare di secessione. Leghisti stanchi di attendere il federalismo e risoluti nel volere la secessione. Erano pochi, 7.000 secondo la questura, ma erano i più decisi. Umberto Bossi è stato interrotto più volte dal grido secessione e non ha deluso, ha lanciato l'idea del referendum. Mi chiedevo chi è quel genio che ha trovato la soluzione, secessione, come si fa a stare in un paese? Come si fa a stare in un paese che sta addirittura perdendo anche la democrazia, giorno per giorno? A telecamere spente tra i militanti si raccoglie il malcontento per l'alleanza con Berlusconi, per le tasse che non scendono e per il federalismo che non arriva. Ma chi è accorso alla festa ha voluto esserci comunque, nonostante lo sciopero dei treni, e si è riconciliato con Umberto Bossi, nonostante, hanno detto, si contraddica. Il popolo leghista ha anche sfidato il clima teso in una città, Venezia, già provata dai momenti di guerriglia urbana scoppiati tra i No Global e l'estrema sinistra ai piedi del Ponte degli Scalzi. E contro la manifestazione sono giunti attacchi dal palco, dal deputato Callegari. Qua chi si dovrebbe dimettere è il sindaco Orsoni, che con la sua giunta finanzia il centro sociale e rivolta tramite le officine sociali con soldi pubblici. Questa è la vera vergogna di questo comune. Sulla protesta dei disobbedienti è intervenuto anche Giampaolo Gobbo. Noi non accettiamo le provocazioni, ma non vorremmo nemmeno più essere provocati. La secessione è stata inoltre il pretesto per uno scambio di improperi con Lucia Massarotto, la passionaria del tricolore, e l'unico che ha rilasciato interviste è stato il governatore del Veneto Luca Zaia. Il movimento federalista è un movimento centripeto, il movimento non federalista è centrifugo. Il capo dello Stato dice che il federalismo non è più una scelta ma una necessità. Io spero che si sappia mutuare quello che è accaduto in Europa, penso in Germania, penso alla Catalogna con la Spagna, la volontà di dare risposte a chi chiede autonomia. Del resto i padri del federalismo nel 1948 hanno scritto una Costituzione che è assolutamente federalista. Ci preoccupa la gestione centralista di questa Costituzione. Ed ora una notizia: ha reagito coraggiosamente al tentativo di tre malviventi che erano entrati nella sua villa per una rapina, e dopo una colluttazione